grazie per la bevuta, grandi, Dio. Botu, de nuovo. Fate una vita, Immaginavo che era lui. So, Era da aspettarselo. Basta, ancora qua. Allora te sono proprio, cioè sei proprio una roba tua questa. Cioè ti vai in giro proprio, non so, Come fa lasciare la macchina in ste condizioni, in mezzo alla strada? Non ho mai visto una roba del genere. Veramente, ho fatto una famiglia, trovati un lavoro, fa una roba, non ti puoi andare in giro sempre con sto hobby e con sto foglietto. Guarda, finiscila, ero qua in un attimo per un caffè corretto, dai ragazzi. Corretto la macchina qua. Abbiamo 15 segnalazioni. 15 segnalazioni. E adesso faremo una contravvenzione. Ma che contravvenzione? Scusi, allora, guardando bene, le auto in mezzo proprio per finalità scientifico, così uno può correre di là e correre di qua, goliassado proprio per dimostrare anche che sono una persona la porta aperta, così uno volge le chiavi, se le sposta. Scusa, le macchine in mezzo alla strada con la porta aperta. E in una società che se chiudi per tutto, mica ho dimostrato veramente ad aver fiducia nei miei concittadini e con le anche le auto in mezzo. Cioè meritassi un premio per sta roba. Ma invece che darò una multa non so, per sosta vietata al centro della carreggiata. Sosta vietata al centro della carreggiata. Le solite monade vostre che vi c'è sul niente, non so, cioè, sono venuti a goliassata dove che dovevo lassare. Questo è accanimento terapeutico. Accanimento terapeutico. Cioè, l'altra volta sul posto dei disabili, dopo sul divieto del sosta, dopo sul scalino, dopo sulle sedibali, adesso in mezzo alla E allora un povero Cristo, dove che ha da mettere l'auto? Se non si può in tutti sti posti, le mettisi lei. Uno va a pie magari, uno va a pie. Comunque la contravvenzione non che la cava nessuno. Non che la cava nessuno. E questo vedremo perché mi go una sorpresa. Una sorpresa che adesso. Go una sorpresa e vedrà, sarà tipo caramba, che sorpresa. Caramba, vigile caramba, figo. E allora, adesso. Chissà cos'è la in bagagliaio, ma chissà Botu che sorpresa, che sorpresa. La vai con una sorpresa per il Botu ostile. Con una sorpresa, vediamo cosa c'è nel bagagliaio. Botu che sorpresa. Adesso staremo a vedere cosa troveremo in questo bagagliaio. Staremo a vedere quante robe illegali si trova all'interno di questo. Ma chi è questo? Roberto Giurastante, Movimento Trieste Libera. Piacere. Botu. Chiuda. Se ordini, devo chiudere. Chiuda. Cosa la fa in bagagliaio? Sequestro di persona? Scriva. Tengo ad evidenziare. Scriva. Ho una dichiarazione. Tengo ad evidenziare. Guardi che quel foglietto forse è piccolo. Quanta roba lega da dire? 2 o 3 pagine. Tengo a precisare che la sanzione qui imposta riguarda il codice della strada dello Stato italiano. Memorandum, non si paga niente, Dio! Ovvero legge della Repubblica Italiana. Mai estesa con obbligatorio provvedimento del commissario. Cosa è MMM? Una virgola? Cosa è MMM? Virgola. Dal commissario di governo in carica, MMM, per conto dell'amministrazione civile provvisoria nel governo italiano. Tale amministrazione è in vigore ai sensi per gli effetti. Ma non ti sa una virgola lì in mezzo? MMM non sa una virgola lì in mezzo, da quando? Per gli effetti del memorandum di intesa di Londra, scriva memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ovviamente dalla Repubblica Italiana, che li ha inseriti MMM nella propria Costituzione agli articoli inseriti MMM nella propria una virgola MMM azione che obbliga i cittadini italiani e i funzionari dello Stato. Silenzio un poco qua, che non sono a far niente. Dove erano arrivati? Stato. Al rispetto delle leggi della Costituzione e di conseguenza MMM dei trattati sopra citati a capo. Trattati sopra citati MMM esclamativo. Signora! MMM esclamativo. MMM esclamativo, ma perché ogni volta una... Intanto è previsto mandato del governo di amministrazione provvisorio MMM. Punto. Che sono palesemente illegali, virgola. Ed è per questo che il signor Ulcigray Gualtiero, abitante del TLT
abitante del TLT. TLT non dovrà versare alcuna Signor somma Botto, allo guardi Stato che se le occupatore volte deve all'amministrazione anche per illegittima. risolverli in un altro modo, insomma, no? Esclamativo. Signor Botto, dai, in fondo siamo uomini de mondo. Ma chi si è ora? Allora, vedi che adesso non so che si può tenere esseri umani sopra alla macchina, dove si è mai visto? Quindi adesso che è così, una bella multina, allora, una multina per il signor Ulci, Crai Gualtiero. Scriva la mia dichiarazione. Giuri, sulla attacca, multa. attacca. Tengo a precisare che la sanzione qui imposta riguarda il codice della strada. La sanzione qui imposta riguarda il codice della strada dello Stato italiano, ovvero legge della Repubblica Italiana, mai estesa con obbligatorio provvedimento dal commissario di governo in carica,